Treviso entra nel Teatro Stabile del Veneto e da oggi per il Del Monaco si apre una nuova era. Il teatro, che rischiava di chiudere i battenti e di lasciare a casa 14 dipendenti, ora può pensare a riprendere gli spettacoli per la prossima stagione. Oggi finalmente Treviso certifica il fatto che il teatro comunale rimane aperto e sarà pronta a brevissimo una programmazione molto ricca e di altissima qualità. L'Assemblea dei soci dello Stabile del Veneto, approvando le variazioni al bilancio preventivo 2019, ha concretizzato dunque la presenza del Comune di Treviso nell'associazione. Il Teatro Comunale di Treviso sarà proiettato in questa grande piattaforma di teatri regionale che poi darà lustro sia a livello nazionale e internazionale alla nostra città e alla nostra cultura. Dei 14 dipendenti passano 7 al Teatro Stabile del Veneto, 7 restano in capo a Fondazione Cassamarca e proprio Fondazione oggi ha riunito sia il Consiglio di attuazione che quello di indirizzo che hanno sancito la fine dell'attività per Gianfranco Gagliardi e Pietro Semenzato, amministratori delegati rispettivamente delle due società strumentali Teatri e Umanesimo Latino e Appiani 1. Terminata la fase transitoria, fa sapere Fondazione, la riorganizzazione complessiva presto culminerà nella fusione di tutte le società in un unico soggetto giuridico che sarà retto da un nuovo CDA retto da 3 persone attinte dal personale interno. Per quanto riguarda l'università, confermata la decisione di trasferire giurisprudenza a Ca' Bonifacio, i corsi di Ca' Foscari a Palazzo della Dogana, fermo restando l'auspicio di portare il nuovo corso di medicina all'ex distretto.